Ho sempre pensato e ne sono sempre più convinta che la musica è un linguaggio universale perché arriva diretto al cuore. Destra, sinistra, spalla, destra, sinistra, altra spalla. Portare il flamenco qua in valle, questa ritmica che arriva dalla terra, unire due tradizioni che sono la tradizione diciamo semplice, povera, popolare andalusa con la tradizione nostra, semplice, popolare delle nostre montagne, e fonderlo insieme nel ritmo, nella musica e nella danza e la trasmissione di energia. Quindi veramente un sogno grande che c'è. E ho ritrovato la mia libertà. Lì nel flamenco ho trovato in questo ritmo, nel muovere la libertà delle mani, il ritmo, la voce del cante, e ho detto questo è mio. Studiando spagnolo all'università mi hanno dato una borsa di studio Erasmus per andare a studiare a Madrid in università, e mi si sono accesi gli occhi perché ho detto Madrid, flamenco. Ho iniziato a studiare in questa accademia che si chiama Amor de Dios a Madrid, con i più grandi nomi del flamenco degli anni 70-80, i ballerini che sono stati accompagnati da Paco de Lucia come Paco Romero, Timo Lozano, tutti grandissimi nomi che mi hanno fatto conoscere l'essenza del flamenco, e questa passione è diventata sempre più grande. Quest'anno è un'associazione locale, che è l'Associazione Sportiva Dilettantistica Varresia, che ha ascoltato questo mio progetto e ha detto sì, va bene, facciamolo, ok, ti appoggiamo noi. E quindi riuscirò a portare in valle per 3 giorni, saranno 3 giorni di studio, l'1, il 2 e il 3 luglio, 3 giorni di studio di flamenco. 3 ore alla mattina dedicate allo studio con la mia insegnante del cuore, che è la Maria José León Soto.
E questa è stata un'esperienza meravigliosa qua in un posto incantevole, grazie a Federica Copetti che ha avuto l'idea di gemellare la nostra danza del sud della Spagna con queste danze, queste musiche, con questi paesaggi particolari e bellissimi. E io mi sono commossa appena arrivata qua, ho sentito un'energia molto bella, molto pura. E il suo compagno, che è un chitarrista e cantaor di flamenco, che è José Salguero. Il flamenco è un'arte molto complicata, molto difficile da eseguire, ma molto facile da digerire, nel senso, come spettatore è un'arte che arriva subito, perché la volontà del flamenco è trasmettere emozioni. E arrivare con il flamenco qua in Val di Resi è stata un'esperienza veramente interessante, perché oltre a combinare, diciamo, il rapporto con la natura, siamo stati a suonare, a studiare vicino al fiume. Mi sono innamorata del flamenco ormai 2 anni fa, veramente innamorata, a Siviglia, quando facevo lezione con Sandra Guerrero, la Negra, e ho vissuto a Siviglia 2 anni, quindi l'amore è nato non tanto dalle lezioni, ma proprio dal flamenco che si respira a Siviglia, che c'è in strada. Sei in un bar e qualcuno tira fuori una chitarra e comincia così a toccare borbolerias, è bellissimo. E quindi sì, per questo ho deciso di cominciare anche io a fare delle lezioni di flamenco e ne ho cercata qualcuna anche qui in Italia e ho trovato questo corso. È la prima volta che vengo in Valresia, il flamenco fa parte della mia vita da molti anni ed è ormai una passione che coltivo grazie a Maria, e questo weekend è stato super coinvolgente, super libero ed è stata un'esperienza che consiglierei a tutti, anche a te.
sono stati 3 giorni di studio serio, approfondito, sudato e poi anche di festa. Tutte le ragazze allieve che sono venute da vari posti d'Italia, no, hanno apprezzato questa idea geniale, no, di abbinare natura, arte e studio e condivisione. È stato veramente stupendo, meraviglioso. Ho iniziato molti anni fa a studiare flamenco, è una danza meravigliosa che tira fuori quello che abbiamo dentro, i nostri sentimenti, le nostre emozioni, e è molto dura, è proprio come la vita. Il flamenco è la vita. Sarebbe bellissimo ripetere questa esperienza, ritornare qua già conoscendo insomma questa meraviglia e ripetere con Federica questa esperienza. Abbiamo conosciuto anche la tradizione folclorica di Val di Resia, hanno una grossa volontà di conservazione, è una cosa che noi del flamenco conosciamo bene e che ammiro. Insomma, per me è stata una sorpresa capire che in certi posti d'Italia ancora si investe in salvare le proprie tradizioni. Sono molto contenta e soddisfatta di quello che siamo riuscite a realizzare, soprattutto il fatto di aver portato 15 flamenche, anche se non spagnole ma italiane, in Varresia, e di aver creato una fusione tra la cultura resiana e la cultura flamenca in queste 3 giornate. Infatti abbiamo vissuto una bellissima serata venerdì sera col folklore, dove c'è stato un interscambio. Que dice que tiene buen pelo y que tiene buen duende. Y yo digo que es mentira, caramba, son papelitos que te meten tú. Pones caray, 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 caray. Estas son las cosas que pasan en ahí. Que ni la hambre la vamos a sentir. Que ni lucha que gracia tiene este país. Dice que te va para la numera. Dice que se va, pero no me lleva. Pero no me lleva. Dice que se va para la gomera. Siamo stati proprio molto contenti di sperimentare qua con loro, abbiamo fatto un gemellaggio, abbiamo ballato con loro con noi, è stato stupendo. Federica è riuscita a trascinarci con la sua forza interiore in questo posto meraviglioso. Sono molto contenta perché le ragazze si sono veramente innamorate della Varresia e questo era l'obiettivo, che delle persone esterne portarle qua, che si innamorassero di questi posti, di queste montagne per poter tornare. Il flamenco per me è come la montagna, la libertà totale di poter essere, di potersi esprimere e prende dentro nello stomaco, e quando si balla flamenco ci si dimentica di tutto, via si va e si lasciano muovere le braccia, il corpo, la cadera,
todo lo que, lo digo en español, porque todo lo que sale de aquí, del estómago, sube y lo brotas afuera, lo butti fuori ed è felicità, soddisfazione, emozione grande e immensa.